Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Apriamo da Catania, dove Giovanni Platania ha confessato il tentato omicidio dell'ex moglie avvenuto nel quartiere Picanello giovedì sera. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe spiegato agli inquirenti di aver agito perché, a suo dire, la donna non gli permetteva di vedere la figlia. La vittima, colpita con numerose coltellate, resta ricoverata in gravi condizioni. A Palermo la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 medici dell'ospedale policlinico Paolo Giaccone per la morte di Maria Finocchio, deceduta a 43 anni nel febbraio del 2020 dopo un ricovero per ischemia intestinale. I 3 indagati sono accusati a vario titolo di omicidio colposo e lesioni colpose. Paura a Cianciana, nell'Agrigentino, dove un uomo è andato in arresto cardiaco durante le celebrazioni della Via Crucis. A salvarlo sono stati gli operatori del 118 con l'aiuto di alcuni medici presenti alla manifestazione. Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Santeria di Caltanissetta. Maxi incidente in corso fino a chiaro aprile a Palermo. Un automobilista è finito con la sua vettura su alcune auto parcheggiate, 4 i mezzi coinvolti e 3 i feriti trasportati in ospedale. L'incidente si è verificato all'alba, non distante dal Tribunale di Palermo. Sono in corso i controlli alcolemici e tossicologici sull'automobilista che ha provocato l'incidente. Dopo diversi giorni trascorsi sulla piattaforma Didon, la nave Aurora della Sea-Watch ha soccorso 44 migranti trasportandoli a Lampedusa. Secondo quanto si apprende, i naufraghi si erano rifugiati sulla struttura abbandonata situata tra Libia e Tunisia per sfuggire alla tempesta in atto sul canale di Sicilia, rimanendo lì per 5 giorni. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.